in tutta Italia che sono gestiti, conservati, ristrutturati dal Club Alpino Italiano attraverso le sue sezioni. Qui io rappresento il CAI Veneto e rappresento 65 sezioni e 33 rifugi che sono sparsi in tutto il Veneto, tra i rifugi probabilmente più importanti dell'arco alpino, perché sono quasi tutti i rifugi che sono all'interno del patrimonio mondiale delle Dolomiti. Per cui ci tenevo a farvi partecipe di questa situazione, perché ovviamente dobbiamo sapere dove siamo, con chi siamo e cosa stiamo facendo. Il nostro impegno, che ringraziamo sicuramente l'amministrazione del Comune di Venezia e in particolare ovviamente l'assessore Di Martin di averci coinvolto in questa cosa, è perché è un piccolo passaggio, un piccolo impegno che noi abbiamo cercato di portare avanti, perché anche noi vogliamo dare il nostro contributo per la tutela, la conservazione dell'ambiente e anche per migliorare certe buone pratiche. Poi con il gruppo che non ha fatto la visita lo scorso anno faremo un giro veloce per il rifugio, in modo che potete toccare con mano tutto quello che sono state fatte come opere per appunto il risparmio energetico, per l'uso corretto dell'approvvigionamento idrico, per la gestione dei reflui, per cui penso che su questo sia veramente importante condividere con voi questa cosa, perché stiamo facendo delle cose concrete in risposta a tutti i temi che sono stati toccati in questi giorni. Qui con me sono presenti oggi sia Silvio Zanatta, alla mia destra, che è il responsabile per la sezione di Mestre dell'autogestione del Rifugio Galassi, e a sinistra Massimo Pavan, che vi intratterrà su un argomento importante, che ovviamente il rifugio, oltre a essere un presidio per queste buone regole che vi ho appena detto, è anche un presidio di sicurezza. Per cui il rifugio noi lo vediamo sia come presidio culturale, ma anche e soprattutto come un presidio di sicurezza per tutti gli escursionisti, gli alpinisti che frequentano le Dolomiti. Ecco, io lascio la parola a Silvio Zanatta per un saluto, diciamo, istituzionale, ovviamente da padrone di casa, e poi la parola a Massimo, che vi racconterà quello che noi stiamo facendo per mantenere questo presidio di sicurezza. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Silvio Zanatta e sono il responsabile del rifugio. Prendo spunto da quello che ha detto Francesco. Noi siamo un rifugio in alta quota, anche se ormai comunque le temperature cominciano a cambiare e quindi non ci sono più le condizioni ambientali che avevamo circa 20 anni fa. Però come rifugio di cosa ha bisogno una struttura come questa per funzionare bene? Ha bisogno di tutte quelle cose che a casa sono di una comodità estrema. Gli scarichi, delle fognature, l'energia, noi abbiamo l'Enel, e ultimo l'acqua, la cosa più fondamentale che possiamo avere in rifugio. Noi siamo riusciti nell'arco, sinceramente il rifugio ha sempre avuto queste tre cose, siamo riusciti a migliorarle negli ultimi 10 anni. Perché? Perché abbiamo escluso per un buon 50-60% l'uso del generatore con degli impianti fotovoltaici. Siamo riusciti a recuperare e a potabilizzare l'acqua della sorgente. Quest'anno per la prima volta stiamo bevendo l'acqua direttamente dalla sorgente, e siamo riusciti anche a creare
degli scarichi fognari che sono a norma con le norme vigenti. Tutto questo perché è successo però? Perché siamo riusciti prima a sognare, poi a progettare e poi a realizzare tutto questo. Tutto questo però non nasce per caso, nasce solo, secondo me, e l'ho sempre detto a loro, se fai squadra. Le persone da sole possono avere buone idee, possono anche avere la forza di portare avanti un progetto, però secondo me arrivano fino a un certo punto. Bisogna far squadra. E noi abbiamo sopperito, siamo riusciti a portare avanti questo progetto solo perché noi come commissione, ma insieme a tutti gli altri 120 volontari, siamo riusciti a far squadra. Questo è il messaggio che io vorrei passare anche a tutti voi, nel senso che questi 4 giorni sono stati importantissimi e per il 4º anno consecutivo. Però secondo me, a questo punto, visto anche l'importanza degli argomenti che si sono trattati e che comunque l'asticella che abbiamo visto da 4 anni a questa parte si è sempre un po' più alzata, non possiamo più pensare noi come CAI e voi come CNR, UNESCO e quindi come enti importantissimi di pensare di lavorare ognuno per i fatti nostri. Dobbiamo, se vogliamo riuscire, non dico a risolvere le tematiche che avete affrontato, ma se vogliamo contribuire in qualche modo a migliorarle, dobbiamo far squadra. Questo è l'augurio che io faccio a tutti i presenti. Non siamo più una sola persona, ma siamo un gruppo di persone che devono portare avanti un progetto comune. E con questo io concludo, ma la penso veramente così. Grazie mille. Bene, adesso la parola a Massimo, che memore di tutte le volte che il gruppo, voi sapete che qui c'è l'autogestione, no? L'autogestione ogni settimana cambia la gestione, poi abbiamo una settimana di sanitari, tutti medici, infermieri, medici che vengono a fare la settimana di volontariato. Ogni volta che c'è sto gruppo, l'elicottero del SUEM per qualche motivo arriva qua. Memori di questo, Massimo ha detto vabbè, dobbiamo affrontare questo discorso del presidio di sicurezza, e per cui ecco mi presento Massimo Pavan, che segue sempre queste cose per tutto il CAI Mestre e soprattutto per Rifugio Galassi. Vai Massimo. Buongiorno. Effettivamente è vero. Negli anni io ho contribuito a fare una gestione esclusivamente, io sono un sanitario, adesso in pensione, ma dipendente dell'azienda 3 Serenissima, quella di Mestre. E negli anni abbiamo sempre fatto una squadra totalmente di sanitari. Un paio di volte, un paio di anni avevo anestesisti, ostetriche, ginecologo, terapista, quindi potevamo metterci in proprio praticamente. Comunque non è questo il termine del discorso. Allora, io vi parlerò del progetto che è stato voluto fortemente dal CAI regionale. Io faccio parte anche, come Francesco il Presidente, io faccio parte del CAI regionale come strutture opere alpine dei rifugi. E quindi ho collaborato con Francesco prima, adesso, ho collaborato con Renato Frigo, il Presidente precedente, e l'azienda 1 Dolomiti per quanto riguarda il lavoro che è stato fatto innanzitutto di mappatura. È stata fatta la mappatura iniziale di tutti i rifugi competenti per il CAI Veneto al fine di ottemperare la legge 116 del 4 agosto del 21, che prevede che tutte le strutture pubbliche, scuole, uffici, eccetera, eccetera, e tra questi anche i rifugi sono stati inseriti, siano dotati dei defibrillatori automatici esterni. Era stato fatto precedentemente al 21 inizialmente sempre in questo caso dalla centrale 118 del Pieve di Cadore una distribuzione di defibrillatori a chi ne aveva fatto richiesta. Da una nostra indagine
come CAI regionale, abbiamo visto che comunque questi defibrillatori erano stati presi in custodia dai vari gestori e messi là. Nel senso, il defibrillatore c'è, avevano fatto un po' di corso veloce, però ad un'indagine abbiamo visto che alcune avevano le batterie scadute, le piastre erano scadute, nel senso, sì, e quindi d'altra parte l'abbiamo anche capito perché un non sanitario, un laico, metti là e basta, no? E quindi abbiamo deciso di ripartire da zero. Quindi una nuova indagine, contattato tutti i gestori, tutti i proprietari dei rifugi, fatti una serie di incontri con, grazie all'ottima disponibilità dell'azienda Uno Dolomiti, che ha abbracciato questo nostro progetto. E a dicembre, gennaio di quest'anno siamo riusciti a ricodificare tutto e a dotare praticamente tutti i rifugi di nostra competenza, tutti i rifugi che fanno anche dopo riferimento alla provincia di Belluno e al 118 di Belluno, centrale operativa, di un unico modello di defibrillatore che viene controllato ogni 6 mesi, perché questo è quello che prevede la normativa, quindi adesso certificati controllati ogni 6 mesi, e quando vengono controllati vengono sostituite le piastre. Allora, il defibrillatore ha un costo relativo rispetto al costo dei device che vengono utilizzati, le piastre, che generalmente nei rifugi non vengono utilizzati per fortuna, però hanno una scadenza. In questo modo ogni 6 mesi quelle piastre vengono tolte, vengono passate sempre in ambiente ospedaliero alle strutture dove le utilizzano giornalmente e il contenitore viene, esatto, non si butta, cioè, questo è il concetto, risparmiare innanzitutto, perché non si butta via niente. E noi abbiamo il nostro defibrillatore, dopodiché è stata fatta la formazione. Per gli altri rifugi è semplice, nel senso hanno un gestore, un cuoco, un paio di persone, formi 2 o 3 persone. Nel caso nostro ne formiamo, non ne formiamo, sono 100, però ne formiamo con certificato 25, ne abbiamo formati 25, ovvero sia tutti i gestori, tutti i collaboratori dei gestori più qualche persona in più. Quindi su questo, e i nominativi, le persone sono in elenco, sono nella centrale del 118, quindi sanno che se io, Massimo Pavan, chiamo in centrale, mi qualifico, loro sanno già che io ho fatto, so usare il defibrillatore e parliamo lo stesso linguaggio, possono parlare con lo stesso linguaggio con me. E questo è stato il primo step. Il secondo step è stato di dotare non tutti i rifugi, ma alcuni rifugi, circa una decina, di uno zainetto rigido che contiene un ulteriore sfigomanometro, un apparecchio per misurare la pressione automatico, in modo che lo può usare anche un laico, un pletismografo o saturimetro che si mette sul dito, e anche in questo caso lo può utilizzare un laico, e un sistema per eseguire un elettrocardiogramma. Nel senso, possiamo chiamarla telemetria, un apparecchio di piccole dimensioni, di facile utilizzo, si mette si attiva. La comodità di questi 3 device è che sono collegati in wifi un sistema di trasmissione dati che va direttamente con la centrale. In questo caso l'hanno chiamata telemedicina. Non è proprio la telemedicina, quando la telemedicina prevede che alle persone che hanno questo device giornalmente vengono scaricati in autonomia i dati che vanno nelle varie unità coronarie, eccetera. Però è abbastanza simile. Allora, con questi 3 strumenti, l'infortunato che si trova nel rifugio sta la possibilità di non sarà più il regista che deve una cosa, ma sarà centrato in montagna sempre maggiori. Nel caso non
il sentiero, l'avete visto voi? Cioè, uno si ferma prima. Io vi sicuro sento giornalmente, sento colleghi, perché grazie anche a mio avviso a delle pubblicità ingannevoli che ti fanno credere che con quel tipo di scarpa, con quel tipo di sandalo soprattutto, con quell'abbigliamento puoi andare dappertutto. Non è vero. Molto spesso le chiamate sono per gente che ha delle slogature oppure parte troppo tardi e non ce la fa ad arrivare. Ecco, capite che muore un elicottero con 5 persone, però così, un idiota, però insomma, così. Allora hanno visto che conviene è convenuto investire su questi, ovviamente che rigido si può portare anche all'esterno, basta che c'è una copertura telefonica abbastanza completa e quindi questo è il sunto. E quindi questo è per la parte sanitaria. In questo caso noi, siccome io ho richiesto al Gene Centrale, mi hanno mandato su anche lo zainetto, quindi siete state tranquilli per questo senso. Posso fare un tracciato tranquillamente senza nessun problema. Allora capite che usare il defibrillatore è una cosa veloce, non ti viene il resto. Ecco le 4 cose. Andare a 4 cose per me. Andare a discriminare su uno sta bene o non sta bene, lo demandiamo, noi inviamo i dati e lo demandiamo alla centrale. Questo è il primo aspetto sanitario. Altro grosso lavoro che abbiamo fatto come CAI regionale, sempre supportati, l'azienda 1 Dolomiti ce l'ha proposto, noi abbiamo supportato, di iniziare un'attività formativa per quello che sono tutte le normative che riguardano l'alimentazione. E quindi sono stati fatti dei corsi specifici per tutti i cuochi dei vari rifugi, anche nel caso nostro, per le norme dell'HCCP, per quanto riguarda la tracciabilità di tutti gli alimenti e per quanto riguarda la dotazione. Siamo andati a controllare prima come CAI regionale e dopo abbiamo passato i dati all'azienda 1 Dolomiti di come tutti i vari rifugi si rifornivano delle scorte idriche. Allora, noi siamo fortunatissimi, abbiamo una sorgente ottima, ma alcuni rifugi in quota si riforniscono con l'acqua di scioglimento di ghiacciai, altri recuperano l'acqua piovana, cioè sono tante alternative. Alcune noi come non lo sapevamo, adesso lo sappiamo, quindi in accordo con l'azienda ad ogni inizio stagione viene controllata tutta l'acqua, vengono fatte delle analisi, sono spediti i campioni e l'azienda controlla o meno e certifica se l'acqua è da bere. Ultimissimo lavoro fatto adesso, sempre con l'azienda 1 Dolomiti e il CAI regionale, è una serie di informazioni per quanto riguarda le infezioni da vettori, le infezioni dovute alla presenza di d'occhi, di cimici da letto e di zecche, che data la temperatura, data il cambiamento climatico, sono in importante aumento. Questo lavoro è in corso, come CAI regionale adesso stiamo contattando delle ditte specifiche per fornire i sistemi di controllo e disinfestazione eventualmente c'è queste infezioni per i rifugi. Vi ringrazio per l'attenzione, spero. Bene, grazie a tutte e a tutti di questo primo intervento, grazie a Massimo, a Silvio, per cui a Raffaele. Grazie a voi, grazie anche dell'ospitalità, della disponibilità, della PAP buona. Allora, proseguiamo con un collegamento remoto.
credo sia l'ultimo ovviamente dei nostri lavori. Abbiamo Corina Guerra, non so se mi sente, se mi dà qualche segnale di... il microfono forse è spento e anche l'immagine non la vediamo. Eccoci. Ci sente? Sì, finalmente sì, vi sento. Buongiorno a tutti. Bene, grazie, benvenuta. Allora, Corina Guerra della cattedra UNESCO, l'acqua e le scienze umane e ambientali, questo è il tema del suo intervento. Le passo la parola e la ringrazio. Grazie mille, scusatemi se non sono in presenza, ma appunto ho avuto una summer school fino a ieri sera qui a Roma 3 e che tra l'altro è anche un tema che potrebbe interessare le giornate a cui state partecipando perché è sulle abitudini, quindi filosofia delle abitudini e il ruolo delle abitudini nelle società, nella cultura, eccetera. E io appunto all'interno della cattedra UNESCO Water Heritage e Sustainable Development mi occupo anche di tutto quello che sono i saperi immateriali, nel caso specifico, quindi anche le abitudini degli esseri umani legate all'acqua. Mi sentite bene perché vedo un po' di ritardo. Perfetto. Quindi ho seguito adesso da Facebook interventi che mi hanno preceduta e non vorrei allungare e annoiarvi. Volevo soltanto proporre qualche riflessione e poi vedere un po' le attività degli studenti della nostra università che immagino insomma, si stiano divertendo, stiano imparando molto dal lavoro sul campo. Ecco, appunto, spero di poter continuare a seguire. Ehm, la cosa... ah, ecco, così li vedo. La cosa interessante nel corso di laurea dove insegno, in cui appunto Ca' Foscari è stata la prima sede, Environmental Humanities, Scienze Umane per l'Ambiente, è proprio che si è arrivati a una consapevolezza, grazie a tutti gli environmental issue che insomma già conosciamo e penso che avete affrontato nei giorni precedenti con i miei colleghi, è che tutte le scienze ambientali avevano un po' questo pregiudizio antropocentrico, perché effettivamente lo affrontiamo sempre dal punto di vista delle società umane. Ora, se ci fermiamo un attimo a riflettere sulla biomassa sul nostro pianeta, vediamo delle percentuali un po' curiose e anche inquietanti, nel senso che la biomassa, cioè la quantità di organismi viventi sulla superficie, ha questo tipo di proporzioni. L'80% sono piante, il 15% degli esseri viventi su questo pianeta sono batteri, la restante piccola percentuale sono animali, protisti e altri organismi. L'essere umano è una percentuale totalmente irrilevante, siamo allo 0,01%, ovviamente ci sono stime diverse. Quindi ci si chiede come mai l'essere umano che ha questa presenza di biomassa così irrilevante debba studiare tutto il suo punto di vista. E quindi nascono le scienze umane ambientali che hanno questa ambizione di poter studiare tutti questi elementi che formano l'ambiente in maniera interrelata. Anche perché appunto per le problematiche di cui avete già discusso, anche il primo intervento che mi ha preceduto, non è più ammissibile studiare un evento, una problematica separata da tutte le altre. Allora, per esempio, quando pensavo che cosa potevo introdurre per introdurre una discussione adesso e poi sentire quello di cui avete lavorato, qualche tempo fa le Camere di Commercio Venete mi avevano invitato a tenere una keynote sull'importanza dell'acqua nel senso del turismo sostenibile, eccetera. Adesso se posso condividere un PowerPoint. Penso di sì.
Naturalmente se qualcuno ha domande, curiosità su Environmental Humanities sarò molto lieta di dare informazioni. Mhm. Riuscite a vedere il mio PowerPoint? Perfetto. Questa appunto era questa keynote, mi avevano chiesto le Camere di Commercio Venete sul turismo sostenibile. E quindi per oggi ho pensato di parlare dell'acqua nella storia, perché si può studiare storicamente l'acqua, perché la nostra cattedra appunto si occupa di idrosociologia, sociologia idrologica, che è anche un po' una parte del lavoro del professor Rinaldo, penso che infatti vi abbia fatto riferimento alla storia dell'idrologia, abbiamo discusso tante volte insieme, proprio dal punto di vista dell'ingegnere e quello mio del filosofo e del storico. E l'acqua ha questa caratteristica interessantissima di essere allo stesso tempo un patrimonio materiale, perché noi non possiamo vivere senza l'acqua, essendo appunto biomassa, organismi biologici necessari. Nello stesso tempo tutta la storia dell'umanità è tracciata da un patrimonio che è immateriale legato all'acqua. E anche tutti i saperi scientifici legati all'acqua hanno permesso lo sviluppo delle società, perché, e Venezia è l'esempio, Venezia non sarebbe mai potuta esistere fino ad oggi senza una gestione delle acque, quindi dalle Dolomiti alla laguna di Venezia, con in mezzo tutta una serie di deviazioni dei fiumi, di versioni dei fiumi che conosciamo, e tutta una serie di pratiche per evitare la fissurizzazione, perché l'acqua dei canali è salmastra, come tutti quanti noi sappiamo. Quindi da una parte è divertente, un po' pittoresco, le famose immagini dell'acqua alta, dall'altra parte è un pericolo, e al centro di tutto questo è una risorsa, perché senza l'acqua Venezia non sarebbe mai nata, perché non c'erano i trasporti, cioè l'acqua ha favorito i trasporti, per il cibo della popolazione, ma anche come difesa. L'acqua erano le mura di Venezia, lo sappiamo tutti. Ci sono altre zone, le zone vulcaniche, dove le acque hanno altre caratteristiche. Le famose acque termali tipo vulcanica, faccio sempre l'esempio, avendo studiato i vulcani nel sud Italia, del lago Averno, che è un bellissimo lago, eccetera, ma si chiama Averno proprio perché nella tradizione, dal greco ornos, era senza uccelli, non vi passavano gli uccelli da sopra per via delle esalazioni del gas, e quindi spesso è stato anche considerato la porta dell'inferno. Lì si trova appunto la Grotta del Cane. Adesso se voi guardate questa immagine sulla destra, che passo la frettetta, lì avveniva un esperimento per molti secoli. Poi ovviamente nella fine dell'Ottocento è cambiata la sensibilità e si è smesso. Si faceva un esperimento con un cagnolino, si faceva entrare questo cagnolino nella Grotta del Cane, che era una grotta con esalazioni di tipo di CO2. Come sapete la CO2 è più densa, quindi si trova più rispetto all'aria, quindi è più concentrata verso il basso. Quindi un uomo entra, non gli succede niente, se entra un cane, quindi respira a un livello più basso, ha un senso di soffocamento. Quindi tradizionalmente, questo siamo dalle parti di Pozzuoli, veniva fatto questo esperimento per i turisti, per i curiosi, di portare il cagnolino dentro e poi appunto il cagnolino perdeva i sensi e veniva riportato all'esterno, nell'acqua, a volte si riprendeva, a volte no. E quindi è diventata un'attrazione turistica legata all'acqua, benché un punto di interesse chimico, scientifico. Sulla destra vedete questa costruzione invece, no? Questo contrasto tra la vita e la morte, tipicamente delle zone vulcaniche. Lì a fianco c'erano invece le cosiddette stufe di San Germano, sì, di San Germano, che invece diventano un luogo di benessere, quindi di turismo legato all'acqua e benessere, perché appunto c'è tutta la tradizione termale, dei bagni, eccetera. Vedete qui una foto del Touring Club, quando diventa il turismo dell'acqua. Ora, cosa voglio dire che è stato già anticipato? L'acqua non è soltanto questa, appunto la risorsa, perché ci sono le acque termali,
che si possono utilizzare. A un certo punto, lì alla fine del Settecento a Napoli, nasce un dibattito perché queste acque in qualche modo si sapeva che erano benefiche, ok? Non bene per come, per quando, questo è tutto un aspetto di storia della scienza che non vale la pena approfondire qui. Il punto è che se c'è la risorsa acqua, questo deve comportare la costruzione di tutta una serie di infrastrutture. E qui siamo già alla fine del Settecento. Dice se noi accertiamo l'importanza di questa sorgente e dell'uso che si può fare per le persone, per le società, allora investiremo per fare delle strade migliori per raggiungerle, per chiudere, faremo una struttura che sarà più igienico, eccetera. Questo è un altro volume che viene pubblicato nello stesso tempo, in cui dice se noi accertiamo anche l'utilità, andremo a studiare le malattie, quindi anche l'ultimo intervento che abbiamo ascoltato. C'è tutto un sistema che si mette in movimento attorno alle acque. E di qui l'importanza, storicamente, che da un punto di vista di scienze umane, della risorsa acqua, non soltanto appunto come risorsa che inizia, finisce, si usa, ma che instaura tutto un sistema. Infatti adesso usiamo dire nelle scienze umane legate all'ambiente che è un elemento strutturante. E di qui, insomma, apro il dibattito e la discussione su questo tema. Spero di non avervi rubato troppo tempo e sono a disposizione per curiosità, domande. Sì, se ha qualcosa da aggiungere lei, visto che è stata veramente molto, molto veloce e anche incisiva. Ho rispettato i tempi che mi sono stati dati, ma sono curiosa di sapere anche dagli studenti com'è andata, perché insomma sono stata direttamente coinvolta nella selezione, quindi sono davvero interessata Allora, di sapere. Esteban. Sono qui che l'ascoltano, eh. Passiamo il microfono prima a Esteban o a te, Francesca? Non so. Ciao Corinna, prendiamo noi la parola e poi introduciamo tutto l'esercizio fatto con i ragazzi, va bene? Sì, sì, io sono qui. Sono qui, sì. Perfetto, bene. Buon lavoro. Venite qua voi. E io e Esteban ci mettiamo lato per lato, va bene? Ok. Ecco, io sono qui, venite anche voi, potete sedere. Ecco. Ok, allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Francesca Bampa e insieme al mio collega Esteban lavoriamo per l'UNESCO. UNESCO è una delle agenzie delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, scienza, cultura, oceano, comunicazione e informazione. UNESCO ha in tutto il mondo tantissimi uffici, si chiamano field offices. Il nostro ufficio ha base a Venezia, è un field office e viene chiamato ufficio regionale, in quanto copre 14 Paesi membri nel sud Europa e parte del Mediterraneo. Io nello specifico ho un mandato regionale, mentre Esteban è molto fortunato, pur sedendo a Venezia, ha un mandato regionale su tutto il mondo. E abbiamo anche un piccolo ufficio, un'antenna, in Bosnia e Erzegovina, dove c'è una casa delle Nazioni Unite, dove tutte le istituzioni hanno un proprio ufficio e quindi ci danno un grande supporto per tutto quello che è il lavoro che viene fatto nei Balcani. Allora, in UNESCO noi abbiamo mandato su vari ambiti. Io ho mandato sulla scienza, Esteban ha mandato sull'oceano. In realtà UNESCO ha tantissimo altro e ve lo conoscete bene per quanto riguarda la parte di cultura. E inoltre lavoriamo anche molto sull'educazione. Ecco che è una grande famiglia UNESCO e qui la professoressa Guerra
una parte del nostro network, della nostra famiglia. Rappresenta il network di cattedre, università globali nel mondo che vengono chiamate cattedre UNESCO. Una cattedra UNESCO è considerata una cattedra che ha un'eccellenza per quanto riguarda il proprio lavoro. Nel caso della professoressa Guerra e professor Omodeo, che voi avete incontrato l'anno scorso, loro hanno un mandato molto interdisciplinare tra cultura, educazione e scienza. Fin dall'anno scorso, grazie anche al supporto del Comune di Venezia, all'assessore De Martin e ai colleghi del CAI, noi come UNESCO abbiamo fortemente spinto per la partecipazione di giovani all'evento. L'anno scorso ci siamo riusciti portando sui giovani l'ultimo giorno, quindi hanno fatto una giornata. Abbiamo fatto una sorta di briefing insieme a loro ed è risultato che questi giovani avrebbero veramente avuto il piacere di partecipare a tutto l'evento. Ecco che quest'anno ci siamo battuti fortemente affinché i giovani fossero con voi fin dall'inizio. E grazie a questa selezione abbiamo qua i giovani. Adesso io lascerei la parola a Esteban che vi spiega come si è occupato della selezione insieme alla professoressa Guerra, va bene? Sì. Vai. Buongiorno a tutti. Allora, questo anno abbiamo coinvolto gli studenti dell'Università Ca' Foscari e insieme alla professoressa Corina Guerra abbiamo creato un bando, il quale è stato aperto praticamente per 2 settimane, in questo caso, e chiedendo praticamente una lettera di motivazione per cui loro volevano partecipare a questo evento. Ovviamente non cerchiamo solo scienziati, cerchiamo i ragazzi che possono essere, in questo caso sono studenti di filosofia, come possono essere ingegneri, come possono essere architetti, possono essere chiunque, ma una volta che hanno una curiosità e una passione per la montagna, diciamo già hanno un passo dentro. E in questo caso abbiamo anche 4 colleghi che sono tirocinanti dell'UNESCO, studenti anche, 2 che abbiamo a Corinth. Sì, vabbè. Comunque abbiamo tirocinanti sia dell'unità di scienze come della parte di Ocean Literacy e lascio la parola a loro e innanzitutto grazie. Hello, I'm Clara and I'm currently an intern in the Ocean team and I'm in master degree in Science of Education. Allora, è Clara e si lavora per l'unità scienza e in questo momento sta facendo un master sull'educazione. Buongiorno a tutti, posso in italiano. Sono Martina Grigoletto e sto facendo l'internship in Ocean Literacy con Esteban. Ho un background in biologia, quando ho fatto scienze biologiche in triennale, in magistrale mi sono specializzata in scienze ambientali, in particolar modo in biologia marina. Ciao, buongiorno a tutti, mi chiamo Alexandra e ho studiato scienze environmentali nell'Università di Vienna. Yes, maybe. Ciao, so mi chiamo Corinth. Studio, and I'm going to do it in English. Okay, so I study environmental science and environmental policy in Sciences Po Paris and Sorbonne University, and I'm working with Francesca in the science unit. Francese, Sciences Po e studia scienze ambientali e tutta la parte politica delle scienze ambientali. Buongiorno a tutti. I'm Pritesh and I'm from India and I study philosophy and economics at Ca' Foscari, first year. Always fascinated by mountains and oceans, so this was a pretty good introduction in detail and hands-on experience. So yeah, thank you. Pritesh è studente della professoressa Guerra, è sempre affascinato dalle montagne, quindi è molto entusiasta di essere qua con noi. Buongiorno a tutti, anch'io la faccio in italiano. Sono Traverso Nicolò, sono uno studente di Ca' Foscari, ho seguito il primo anno dello corso che segue Pritesh e sì, anch'io ho una passione per la montagna da molti anni, quindi sono felicissimo di essere qui.
Allora, io li farei sedere, che così non si mette... va bene, vi faccio sedere, you can sit, and we'll explain the exercise, and then I call you back. Corinna, saluta che ci sei anche tu nella foto. Ok, allora mentre i ragazzi si siedono, io spiego un attimo l'esercizio che abbiamo pensato di fare insieme a Esteban e poi vi spieghiamo un attimo un po' la decade. Come vuole, Corinna può rimanere, oppure noi parliamo delle 2 decadi, Corinna, e poi spieghiamo un po' l'esercizio. Sì, io sono qui volentieri. Perfetto. Sono a Roma, però in albergo. Sì, è stata coinvolta nell'esercizio, quindi insomma è abbastanza a conoscenza. Allora, abbiamo pensato, come l'anno scorso, di fare un esercizio con voi. Sì. Intanto posso parlare, di fare un esercizio con voi, soprattutto dove passiamo da una parte in cui c'era stata una sorta di ascolto a una restituzione. L'evento Galassia è sempre stato un evento from source to sea, dalle Dolomiti al mare, e quindi un po' abbiamo sempre avuto questa fortuna di poter unire il lavoro che facciamo a livello di scienza e il lavoro che facciamo a livello di oceano. E fatalità, nell'ambito UNESCO e delle decadi ci sono al momento 2 decadi in corso, una che ve la presenterà Esteban e una di cui vi parlerò io, che sono un po' questi impegni a lungo termine che si prendono le agenzie delle Nazioni Unite insieme ai governi e alle società civili attorno a una sfida, a un cambiamento globale, e c'è questo impegno a far sì di poter lavorare e avere questo focus per 10 anni. Io vi introdurrò un po' questa decade che fatalità forse l'abbiamo proprio scelta apposta, è proprio la decade dedicata alle scienze della criosfera. E voi avete già sentito la mia collega Simona all'inizio, mercoledì, vi ha un po' presentato il rapporto mondiale che si dedica alle montagne e ai ghiacciai. E quest'anno abbiamo iniziato come UNESCO a lavorare un po' su quella che è la decade che è stata adottata l'anno scorso, ad agosto del 2024, grazie a un grande supporto, una spinta del governo francese. La decisione sarà basata appunto sulla necessità che voi avete ormai sondato appieno con i vari presentatori negli giorni scorsi di questa sfida che abbiamo e del fatto di lavorare più in maniera un po' più olistica, sistemica insieme. E UNESCO è stato deciso che sarà un po' colui il quale unirà tutti questi attori, cercherà un po' di portare avanti delle azioni. Queste azioni si dividono in 5 capitoli. Io adesso non andrò punto per punto perché poi con i ragazzi ne parleremo a gruppi, semplicemente per dirvi che un primo capitolo è dedicato alla ricerca e alla parte scientifica e in questi giorni noi abbiamo capito che c'è stato fatto già tanto lavoro e c'è lavoro al momento, quindi l'idea della quale io penso si parlerà con i ragazzi è magari come lavorare insieme per fare ancora un altro passo in più per quanto riguarda la parte di osservazione modellistica e monitoraggio. Il secondo capitolo si dedica più alla parte socio-economica di impatto, la parte di vulnerabilità e di adattamento, quindi un po' il fatto di andare a vedere anche quelle sfere che sono al di fuori delle scienze naturali, ma sono più la parte sociale, il coinvolgimento della comunità e dei vari attori e anche appunto mi riferisco magari al discorso, alla presentazione ieri della dottoressa Veniera, un po' a includere il concetto di Antartica in tutte le discussioni di impatto sociale e allinearsi un po' con quelle che sono le altre iniziative globali, ecco che appunto vedremo poi adesso la parte dell'oceano, della decade della scienze dell'oceano. Ovviamente a lungo termine è una decade che ha un ampio raggio di visione
Il terzo capitolo si dedica alla parte di educazione e costruzione un po' delle capacità dei vari attori, quindi un po' quello che stiamo già facendo qua al Galassi, cercare di avere un lavoro di gruppo coinvolgendo anche attori come possono essere i decisori politici, magari anche cercare di fare dei tirocini o lavorare insieme a chi lavora con i media, ad esempio Maria Giovanna, o i giornalisti, e fare delle campagne di documentazione di media e magari anche di training, in modo tale da poter dare dei messaggi decisi insieme. La quinta, qua si vede bene, giusto sì, è la parte dedicata alla politica, alle campagne e all'advocacy. E la sesta, che è un po' tutta da costruire insieme, è anche vedere un po' dove trovare altre soluzioni finanziarie per poter lavorare insieme su nuovi progetti. Di nuovo, non andrò in dettaglio per tutte le attività perché poi le guarderemo insieme a gruppo. Quello che voglio dirvi è che non lavoriamo da soli, ovviamente c'è un'idea di avere una sinergia con la Decade dedicata all'oceano che già da anni lavora e che ha già dei risultati delle attività, perché io vi ho mostrato gli outcomes che sono i risultati, però poi ci saranno varie attività e quindi andiamo un po' a vedere quello che è già stato fatto e come può andare a contribuire nel nostro lavoro insieme. E l'idea è appunto di avere poi una timeline. Quindi la mia idea finale è di raccogliere questo riassunto di questi 2 giorni, proporre l'attività del Rifugio Galassi come un potenziale esempio di training con vari attori per i quali sono state raccolte delle informazioni su cosa già si fa o si sta facendo e delle idee per quello che si potrà fare insieme e poi mandarle a Parigi. Quello un po' riassunto. Ringrazio già tutti coloro, i partner che fanno già parte di questa Decade e sono sicura che a questa slide andranno aggiunti tutti i governi del mondo che si sono impegnati in questa risoluzione, le comunità scientifiche e le società civili. E ieri non è stato detto, però ci tengo a dirlo, che Ice Memory è stato un progetto riconosciuto dall'UNESCO, quindi è all'interno di quella lista di progetti che viene riconosciuto a livello internazionale dalle Nazioni Unite come progetto sul quale focalizzarsi e cercare di insistere anche affinché i Paesi membri che non hanno preso in considerazione questa possibilità possano cercare di essere coinvolti. Grazie e passo la parola a Esteban. Buongiorno a tutti. Questa è la mia terza volta qui al Rifugio Galassi, molto contento di essere nuovamente qua e di aver avuto anche l'opportunità di coinvolgere nuovamente i ragazzi e studenti di Ca' Foscari, anche i nostri tirocinanti. Sicuramente voi vi chiederete ma cosa c'entra l'oceano e le montagne? In questo evento parliamo sempre dalle Dolomiti al mare e noi come l'IOC UNESCO che abbiamo questo mandato globale sull'educazione all'oceano, proviamo a trasmettere questo, che c'è un collegamento molto più forte e importante di quello che la gente pensa. Come abbiamo già accennato, ci sono 194 stati membri che appartengono all'UNESCO e ci sono 3 pilari principali, l'educazione, la scienza e la cultura, come altri 2 diciamo parti che è la comunicazione e l'informazione, così come The Ocean Sciences, la scienza dell'oceano, di cui io mi occupo. Noi dentro dell'IOC UNESCO abbiamo 150 stati membri, cioè sono meno rispetto a quelli dell'UNESCO in generale, perché sono i paesi o stati membri che si trovano principalmente che si affacciano verso l'oceano. Quindi sono molto di meno e uno dei nostri goals obiettivi sarebbe raggiungere anche quelli che si chiamano landlocked, quelli che sono chiusi al centro e che non hanno un collegamento diretto con l'oceano. Tutti questi stati membri lavorano insieme sulla parte della ricerca, la condivisione dei dati e l'allerta per esempio di Tsunami Early Warning System, così come l'educazione all'oceano, di quale mi occupo.
Comunque tutto questo è nato dall'Agenda 2030, che coinvolge anche il decennio del mare e specificamente sulla parte dell'SDG 14, che continua a essere l'SDG meno finanziato di tutti, anche se è uno dei più importanti, che si trova sempre alla base e collega a tutti gli altri SDGs. Ricordiamo qua che il 71% della superficie terrestre è coperta di oceano e comunque anche in terra troviamo l'acqua, quindi è un elemento veramente fondamentale per noi, per l'ambiente, per tutto il pianeta. E dentro di questo SDG 14 comunque viene collegato altri SDGs, come può essere il dell'educazione, può essere dell'ambiente, gender equality, tutti in realtà si collegano a questo SDG e possiamo lavorare in un modo molto più interdisciplinario. E quello che noi abbiamo come una frase e slogan è l'oceano che abbiamo per raggiungere l'oceano che vogliamo, come quella visione che noi abbiamo di quell'oceano, un oceano pulito, un oceano sano. Il dettaglio è che molta gente e attualmente ci siamo scollegati tanto dell'oceano che non sappiamo nemmeno quali sono i problemi che dobbiamo affrontare per avere quella soluzione. E quindi dentro di questo decennio del mare, che è iniziato nel 2021 e finisce al 2030, adesso siamo a metà del decennio, abbiamo delle azioni, sono delle azioni in cui sono stati scelti dei progetti, programmi, iniziative e anche con chi collaborare e lavorare per portare avanti tutte queste, diciamo, azioni. Dopodiché arriviamo alle sfide, che sono 10 sfide. Noi dentro dell'ufficio regionale, abbiamo in 5 minutes, ok, abbiamo un ci focalizziamo sulla parte sulla sfida numero 10, che parla su come riprendere questa connessione tra l'essere umano e l'oceano. Ocean literacy non viene tradotto solo come alfabetizzazione o come educazione, ma è anche questa connessione, il nexus che noi abbiamo, come noi possiamo influire con tutto quello che facciamo l'oceano e come l'oceano influisce anche la nostra vita dia a dia, giorno a giorno. Scusate lo spagnolo, sono un po'. E tutto questo per arrivare agli outcomes, simile a quello che abbiamo per il decennio della criosfera, in cui abbiamo questa visione di come vogliamo questo oceano, che sia pulito, che sia produttivo, sano, resiliente, che ci possa anche ispirare, perché l'oceano non è solo una parte di scienze, come stavamo dicendo con il coinvolgimento di studenti, può essere anche dell'arte, può essere dell'architettura, come hanno spiegato i colleghi della UAF. Qua è una frase molto importante di Sylvia Earle, una biologa marina, che purtroppo il problema più grande che noi abbiamo come essere umano è l'ignoranza verso l'oceano. Anche se ce l'abbiamo di fronte, non facciamo in realtà abbastanza per prendere cura di quello che ci dà la vita ogni giorno. Noi come Ocean Literacy abbiamo una grande diversità di progetti e iniziative dal portale che si è inaugurato praticamente la settimana scorsa. Un nuovo portale che permetterà alla comunità scientifica come il settore dell'educazione a ricevere e accedere a informazioni dai scienziati come risorse educative, eventi, livello globale, eccetera. E toolkit sono sempre le pubblicazioni che noi creiamo sia per policy makers, settore della politica, come abbiamo fatto per architetti e anche adesso per il kinder e scuola, diciamo, materna, e anche per le scuole blu che stiamo iniziando a coinvolgere. Facciamo training, summer school, abbiamo appena finito una con la commissione, con il supporto della Commissione Europea, e abbiamo partecipato a uno che è Nizza, che è stata la terza conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano, e abbiamo altri progetti, tra cui uno già stato accennato grazie all'assessore De Martin, a livello locale, che è sempre dentro di questo framework grande in partnership con il gruppo Prada, che è Sea Beyond, un programma educativo che piano piano continua a crescere. E uno di questi,
questa è una timeline di tutti i progetti che abbiamo iniziato dal 2019, che è iniziata questa partnership, fino adesso, 2025. E ci sono progetti tra cui a livello locale come l'Asilo della Laguna, che quest'anno abbiamo concluso la 3ª edizione, e mentre abbiamo un altro programma che va ogni anno, che è il Sea Beyond Educational Program, e stiamo per iniziare la 4ª edizione e forse vi chiederete qual è la connessione. Abbiamo fatto una collaborazione con il gruppo di Ice Memory del professore Barbante, nel quale si è creato questa di Follow the Ice, che saranno moduli educativi per le scuole, in cui loro impareranno dalle basi di come si crea un ghiacciaio, cosa significa un ghiacciaio, quali sono i pericoli, cosa possiamo fare, ma anche coinvolgendo una parte di arte e tecnologia, come utilizzare questo e ricreare un ghiacciaio, per esempio nel metaverso, come collegare quello che sta succedendo qua nei Dolomiti con altri ghiacciai nel mondo. Tutto questo perché Sea Beyond ha raggiunto già nella 3ª edizione 56 paesi con un totale di 35.000 studenti. Quest'anno stiamo guardando che i numeri saranno ancora di più. Non sarà l'unico progetto, questa 4ª edizione sarà collegata anche con i Coral Gardeners che lavorano in Polinesia francese. Tutto questo per dire che anche dalle montagne fino al mare c'è un collegamento, così come dai poli o dalla parte più fredda verso la parte tropicale, e tutto è collegato. Come i ghiacciai dentro dei Dolomiti possono avere anche un impatto alle scogliere coralline della Polinesia francese. E il modulo, come abbiamo detto, adesso siamo nella parte quasi per iniziare già a condividere il materiale con le scuole. Stiamo finalizzando la parte della revisione di questi 4 moduli che sono stati sviluppati dal team del professore Barbante, e dopodiché ci sarà un progetto finale. Delle scuole creeranno un progetto a lungo dell'anno insieme agli insegnanti, insieme al supporto dell'UNESCO e insieme al supporto dei collaboratori del professor Barbante, e alla fine si selezionerà il miglior progetto e ci sarà ovviamente un premio. E questo sempre dentro del gruppo di Sea Beyond. E niente, questo è il nostro collegamento, e speriamo che anche voi, se conoscete qualche scuola o se siete interessati, comunque questi moduli educativi saranno sempre disponibili a tutti, non solo alle scuole, e se vi viene qualcosa in mente di una collaborazione siamo più che aperti a lavorare insieme. Grazie. Intervistarvi. Parlerò con questo. Perché abbiamo un po' fatto questo esercizio, quindi pian pianino chiederò magari a chi se la sente dei ragazzi di venire qua a raccontarci un po' qualche informazione raccolta. Va bene anche in inglese, magari vi aiuto io. Allora, l'idea era, visto che abbiamo questi outcomes divisi in 5 capitoli e abbiamo tutti degli outputs e delle attività, i ragazzi hanno cercato nel loro esercizio di mappare e vedere cosa è stato già fatto dai vari relatori e quello che si potrebbe fare insieme. Allora io invito, magari Corant, vuoi provare tu come inizio? You want to try to say what you discovered? E da quello che è stato già fatto un po', e poi ci dividiamo in 2 gruppi e parliamo di quello che potremmo fare un po' insieme. Questa era un po' l'idea. Corant, tell us a little bit. You focus on scientific research, right? With Alexandra. Alexandra, you want to come too? Come here, you did it too. Allora. Allora, loro si sono focalizzati sulla parte di ricerca scientifica. Quindi hanno un po' cercato di mappare i primi 3 punti.
Well, so I'm going to speak in English. Sorry, my Italian is not good at all, but Francesca can translate. So yeah, what we have done with like the 6 of us is like we have come to some of you and like ask you some questions about like what you're doing in your work and like is it aligned with what the Cryosphere Decade outcomes are. And with Alexandra, we have focused on the scientific outcomes and a bit of the policy ones, but yeah, most of you are scientists, so it was easier with the scientists. Quindi vi hanno intervistato, hanno cercato di capire quali di questi output scientifici vengono già ricoperti dal vostro lavoro e hanno anche cercato di vedere se c'era anche già un po' di policy in ciò che fate. So the first thing we have come with is there is definitely a consensus about like the cryosphere emergency, let's say. So the consensus is like the cryosphere is in danger. Quindi si è capito che siamo in emergenza e che la criosfera è in pericolo. Yeah, in danger because it's like the poles and the glacier, like the temperature is increasing more there, so like it's warming more, like and faster than the rest of the planet, and it's gonna have impact on ecosystems and also a lot of pollution with like the melting of the snow and like the runoff of the water. Ciao a tutti. Quindi niente, io faccio un riassunto del riassunto. Hanno capito che c'è una parte di riscaldamento e che questa va a impattare tutta la parte dell'ecosistema, comprendendo anche tutta la parte di inquinamento. Yeah, so after the scientific consensus saying like that we definitely need to do something, we came to like how do we do something. So first step, also decided by or just like advised by the United Nations Decade, is like to observe the cryosphere and so to understand the changes and the impact on the cryosphere. So for that we need data. So we have asking you like how is the current state of data about the cryosphere? Quindi era chiaro che il primo punto era l'osservazione e quindi se vi ricordate alcuni di voi hanno ricevuto la domanda quali dati ci sono già, come li raccogliete e la parte di standardizzazione vi era stata chiesta. So from what we understood, we have data of the cryosphere and there is also like a program currently developed to like collect even more data, but the methods are here. So for example, we have some project about drones to measure the like thickness of the ice, but also satellites to measure like the extent of the ice. Quindi insomma hanno capito che dati ce ne sono per quanto riguarda lo spessore, per le misurazioni. Qua capite tutti? O devo tradurre per... mi chiedevo, perché sennò io la lascio parlare. Ok. Vai. So I keep going. Okay, so we definitely have some data, but we have a gap on like how we use the data. So we need to like integrate those data we have with the cryosphere with like also the other let's say discipline and studies such as like the hydrosphere, also the biosphere, and so yeah, we just need to like create more models to understand it better. So the issue is not the data, but like what we do with that. And then we can come to kind of the gaps. We like try to identify it. For, of course, like there is more gaps, but what we have seen so far, so we need definitely more interdisciplinary research with all sector, like if it's ecological studies, but also with like hydrology and also like all the interaction with all other like sectors, but also social sciences and economy. So there is some project going so far, but we need to reinforce them. And the biggest gap we have like identify is the gap with the policy, because there is a science, but then we need to communicate the outcome to the policy to like have something relevant and like to be able to take decision. So we have seen that some of you actually are like very involved and like really
they really want to talk with policy, and there is also some project that are like directly involved with policymakers, project with the European Commission. So yeah, I would definitely need to keep going on this way, and maybe I'm gonna let Alexandra like going more deeper into like what we have seen. So yeah, definitely. Maybe we can also use the workshop ahead of us to talk more about the interconnection science and policy. I think this is the part we really recognize is like there's some potential. Yeah, other than that, we interviewed like also the colleagues from CNR, ICP, which also talked about the ice memory and Beyond Epica, which are very important projects, and like the glaciers are melting. And yeah, they collected definitely very important data, which can be used also maybe in the future. Yes, other than that, I think you covered actually pretty much what we talked about. So I pass on. Yeah, sorry, no, I just wanted to add something about the policy part because it is also, so it was our topic. So, okay, it's here. So you can hear, oh no, it's not moving here. Here? No, I'm too far. I'll do it. Oh, if I do this? Oh, yeah, like this is working. Okay. Okay, so by like listening to you and talking to you, we have also come out that like local policy are very important because like local population are directly impacted by the effect of glacier melting, by like just events like we have seen in Switzerland a few months ago, for example, or just like pollution like bringing by this or like just disease. But so it's not something we have talked about, but just something we have seen is like the policy outcome of the United Nations decade is like very global. So as you can see on the screen, it's like accordance with like the Paris Agreement or also like negotiation in the COP13 in Belém, so the coming one. But yeah, so maybe we have to just also emphasize the local policy needs to just bring that also local population are affected, and we need also like a framework to, let's say, protect them. Bravo. Let's see now if Nicola and Pritesh, you want to say also about what you discovered from the interviews. Remind me, you focused on the finance. Perfect. We are there. Yes, great. Who wants to start? Vai pure in italiano. Vado in italiano? Sì, sì. Ok. Allora, noi ci siamo soffermati sull'impatto socio-economico e quindi siamo andati anche a parlare di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. E siamo andati a, diciamo, focalizzarci su alcuni punti chiave che sono anche emersi dagli interventi che sono stati che abbiamo ascoltato in questi giorni. Per esempio, uno dei punti fondamentali di cui abbiamo parlato è l'importanza della relazione tra scienze naturali e scienze sociali. Un altro degli argomenti che è stato anche trattato dalle cattedre UNESCO ieri, Omar e non mi ricordo il nome. Francesca. Penso sia Francesca. Quindi l'importanza di associare scienze naturali e scienze sociali in modo da sviluppare una consapevolezza profonda nella cittadinanza verso problemi come il cambiamento climatico. Un altro problema che abbiamo riscontrato per quanto riguarda la nostra capacità di agire riguardo al cambiamento climatico è il problema della continuità dei progetti, quindi la difficoltà nel garantire una continuità ai progetti scientifici tale da ottenere dei risultati tangibili. Questo è anche un altro problema che ha un risvolto economico, cui poi lascerò la parola, riguardo al quale poi lascerò la parola
a Pritesh. E comunque in generale questi sono stati gli argomenti trattati per quanto riguarda l'impatto socio-economico, vulnerabilità, adattamento, mitigazione, e per quanto riguarda la parte diciamo più economica di finanza lascio la parola a Pritesh. We interviewed a young researcher as well from Kaffoskari who was researching on these glaciers and everything. And we found out that glacier research is often funded by local and regional governments like ARPA, FEG, not always directly, but as support like data provision and everything. And yeah, like associations always gather like small scale of funds and from multiple sources to make significant amount of funds to make and research and fund the projects. But yeah, like satellite data programs also like Copernicus are technically free for researchers, but heavily funded by the EU for like saving cost for researchers to access it and have like free value for the sample of data. But yeah, like the challenges which are faced by most of the researchers are also like very bureaucracy heavy, because it slows down the access of funding. It also like takes, because the young researchers are telling us that in Italy they have to get to many offices to just get one paper for the sample of data, which they have to go to across many offices. But they use mainly Switzerland and Austria data, which is free, which is more convenient for them, and they use it very heavily rather than going to the bureaucracy part, which is unfortunate, and also like lack of permanent and long-term research positions affect young researchers as well to plan the longer-term projects and everything. Of course, yesterday Angela was also telling about like the long-term temporary positions, which are not like the problem, right? And yeah, like also like the cost effectiveness, like small and steep glacier regions like often require like expensive on-site methods like drones or helicopter data as well. And yeah, mostly there's a like some kind of a disconnect between scientific timescales and political cycles as well, which makes harder to justify the long-term funding. So yeah, this was like mostly finance funding part, which I focused on mainly on the conversation. So yeah, that's it. Thank you, Pritesh. Of course. Great. So the last two ladies, they focus more on the educational side, if I recall correctly. So Clara and Martina. So now you understood why they interviewed you. Stavano cercando di mapparvi. Allora, appunto, come ha già anticipato, noi ci siamo focalizzate sulla parte dell'educazione, quindi sulla divulgazione scientifica. E una cosa è... Sì, grazie. Ok, una cosa avete avuto in comune praticamente tutti, in quanto siete stati tutti d'accordo sul fatto che vanno bene le lezioni frontali, però in realtà non riescono a riempire un pubblico molto ampio. Quindi la cosa migliore per rendere tutte le persone, insomma, chi è possibile, partecipe di questo tipo di progetti e per rendere il tutto molto più chiaro è il fatto di involved, non mi viene in italiano, di coinvolgerli. Quindi allora abbiamo parlato con Jenny di Mitilla e lei ci ha spiegato, anche ieri diceva appunto che stanno facendo già dei progetti con i turisti e anche con delle scuole, hanno portato una scuola di Padova. E a parte quello, appunto le ho chiesto se pensano di ampliare questi progetti e lei mi ha risposto che hanno in previsione più attività con le scuole, anche di Pellestrina, perché mi ha detto che molti bambini non sono minimamente a conoscenza e quindi in modo da partire dai piccoli per poi riuscire anche ad educare i grandi, perché se si insegna al bambino, poi il bambino va a casa e spiega ai genitori che magari spiegano agli amici e quindi è tutta una catena che si sussegue. E beh, passo la parola a Clara che vi racconta cosa ha scoperto.
Okay, hoping I'm not gonna repeat what you say. So one of the outcome is that they try to engage the student, but in a way that they participate, like we give them the sorry, we give them the to try to make them interested in the project and give them some guidelines instead of doing this for them, and to try to create something what they need instead of what they don't need. And at the end, the purpose is to also involve the policymaker to create more adapted policies. Perfect. Se Vai, posso Martina. aggiungere un'ultima Vai, vai. cosa? Abbiamo parlato con Federico del CNR che appunto sta realizzando questi sensori per l'ozono e per altri inquinanti, e appunto gli abbiamo chiesto, intanto perché ha deciso di posizionarlo qua al Rifugio Galassi, e ci ha spiegato che appunto cerca di coinvolgere più persone possibili, e poi sta facendo questo progetto, non mi ricordo dove, a Monaco, per mappare insomma l'ozono e PM, vabbè. E quindi ha detto che sta cercando appunto di coinvolgere tutti e anche di creare appunto queste tecnologie come dei piccoli sensori da poter anche dare alle persone durante le passeggiate, le scalate, quindi appunto per divulgare il più possibile in modo interessante, anche una lezione frontale interessante giustamente, però creando delle attività effettive e non solo ascoltare. Famosi hands-on training, no? Grazie Martina, grazie Clara. Allora adesso facciamo un piccolo esercizio, una ventina di minuti, ci dividiamo in due gruppi. Io proporrei un gruppo magari con le sedie davanti, facciamo un gruppo italiano e invece un gruppo alla fine, un gruppo inglese, così i ragazzi si dividono at the back, English speaking, in the front, Italian speaker, e vi faranno un po' da guida su delle idee, di eventuali azioni e progetti che possono essere fatte in modo tale da andare a raggiungere questi 5 risultati della decade. Io adesso cerco di rimettere il file disegnato e chiedo ai vari partecipanti di decidere se vogliono sedersi in fronte in circolo per quanto riguarda la parte italiana o la parte inglese alla fine. Grazie. Una ventina di minuti. 10:25. Come vuole? Come vuole? Let's do circles, guys. So I think che Martina e Rosa saranno qua. Perfetto. Gli altri ragazzi sono qui. Esteban, che gruppo vai? Ok, allora io rimango qui. E non lo so se Corinna vuole seguire anche questa parte di discussione di gruppo oppure ci sarà un po' di confusione, Corinna. Ti salutiamo. Sono sempre seguito tutto. Bene, ti ringraziamo di tutto. Grazie per la facilitazione e te li mandiamo a casa venerdì. Grazie a voi di tutto. Buon lavoro, grazie. Direi che chiudiamo anche il collegamento in streaming perché credo sia un po' difficile. Qui. Marco, manda pure il video. Ascolta. Ascolta chi studia, chi osserva, chi propone. Ascolta i dati, i segnali, i silenzi. Ascolta la voce dell'ambiente. È sottile ma chiara. L'acqua parla se la sappiamo ascoltare. Comprendi? Oggi bisogna capire, tradurre segnali in conoscenza, connettere discipline, tecnologie, persone,
Decidere con consapevolezza, non con automatismi. La tecnologia non decide da sola, non risponde da sola, non salva. Suggerisce, orienta,